Al Comunale Bonafò arriva finalmente il primo sorriso stagionale per il Fondachelli, che davanti al proprio pubblico supera di misura un Coreacio Mirto per 1-0 nella quarta giornata del Girone C di seconda categoria. Un successo sofferto ma meritato che permette ai ragazzi di Mister Grasso di riscattare le 2 sconfitte consecutive e rilanciarsi in classifica. Dirige l'incontro la signora Maria Chiofalo della sezione di Barcellona in una sfida combattuta sin dai primi minuti. Meglio il Mirto in avvio. Lunghitano ci prova col destro ma trova la deviazione di Bonina. Poi ci riprova poco dopo, ma il suo tiro termina alto sopra la traversa. Scampato il pericolo, il Fondachelli prende coraggio. Vaccaro, ben imbeccato da Calabrò, sfiora il vantaggio con un diagonale che si spegne sull'esterno della rete. Poi è Trifilò, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, a trovare la risposta del portiere Presti. Il gol arriva al 42esimo. Bonina viene toccato in aria da Presti Monaco Davide e l'arbitra non ha dubbi. Calcio di rigore. Dal dischetto Vaccaro resta glaciale e batte il portiere, portando in vantaggio i biancoverdi e firmando così il suo terzo centro in campionato. Nella ripresa il Fondachelli cerca il raddoppio. Trifilò è tra i più attivi. Prima mette un cross velenoso che Calabrò manca per questioni di centimetri, poi sfiora il palo su punizione deviata dalla barriera. Occasione anche per Bonina di testa che trova l'esterno della rete e Antonio Torre, la cui conclusione dal limite termina al lato. Nel finale però è il Mirto a tentare l'assalto disperato alla ricerca del pareggio. Tanta generosità ma poca precisione negli ultimi metri. Il risultato non cambia e al triplice fischio esplode la gioia del pubblico di casa. 3 punti pesantissimi per il Fondachelli, che sale a quota 6 e si porta a -1 dalla zona playoff. Resta invece in difficoltà il Mirto, penultimo con 2 punti, ma il campionato è ancora lungo e le emozioni di certo non mancheranno. Una squadra nuova, costruita per fare bene, per quantomeno fare i playoff, e qualche difficoltà l'abbiamo avuto anche perché nelle ultime 2 partite abbiamo fatto 2 sconfitte, mentalmente siamo un po' bloccati e speriamo che partita per partita miglioriamo sia sul gioco sia sui risultati e soprattutto di portare a Fondachelli qualcosa di bello che merita il Fondachelli Calcio di avere. Le altre partite erano partite che giocavamo facendo gioco o poco gioco e non neanche risultati. Invece oggi siamo calati nella categoria perché sono queste partite che si vincono con un calcio di rigore meritato, ma si vincono 1-0 e si portano i 3 punti a casa.